Una grave emorragia di sangue sarebbe questa la causa della morte di Francesca Schirinzi, 34 anni, di Annone. La neomamma aveva partorito da poche ore quando si è consumata la tragedia. L'esame autoptico sul corpo della donna è stato eseguito dal dottor Antonello Cirnelli, che ha avuto l'incarico dalla Procura di Treviso. Presenti anche i consulenti dei 5 indagati per omicidio colposo, cioè l'equipe medica dei reparti di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Oderzo. La mamma, che aveva già una bimba di 3 anni e mezzo, poco dopo il parto del suo piccolo ha iniziato a sentirsi male. Prima è stata riportata in sala operatoria e poi in rianimazione. Per 3 volte è andata in arresto cardiaco. Per ora è stata accertata la causa del decesso, ma non è al momento però possibile verificare se ci siano state o meno delle responsabilità da parte del personale medico nel corso del parto. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto, come ha precisato la Procura, ma adesso inizia la fase delicata degli ultimi esami sul corpo della giovane donna, che potranno chiarire se quella morte poteva essere evitata.